Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle catechesi precedenti abbiamo avuto modo di evidenziare come la Chiesa abbia una natura spirituale. È il corpo di Cristo edificato nello Spirito Santo. Quando ci riferiamo alla Chiesa, però, immediatamente il pensiero va alle nostre comunità, alle nostre parrocchie, alle nostre diocesi, alle strutture nelle quali siamo soliti riunirci e ovviamente anche alla componente e alle figure più istituzionali che la regano, che la governano. E questa è la realtà visibile della Chiesa. Dobbiamo chiederci allora, si tratta di due cose diverse o dell'unica Chiesa? E se è sempre l'unica Chiesa, come possiamo intendere il rapporto tra la sua realtà visibile e quella spirituale? Innanzitutto, quando parliamo della realtà visibile, abbiamo detto che ne sono due, no? La realtà visibile della Chiesa, quella che si vede, e la realtà spirituale. Quando parliamo della realtà visibile della Chiesa, non dobbiamo pensare solamente al Papa, ai vescovi, ai preti, alle suore, a tutte le persone consacrate. La realtà visibile della Chiesa è costituita dai tanti fratelli e sorelle battezzati che nel mondo credono, sperano e amano. Ma tante volte sentiamo dire, ma la Chiesa non fa questo, la Chiesa non fa quell'altro. Ma dimmi, chi è la Chiesa? Sono i preti, i vescovi, il Papa. Ma la Chiesa siamo tutti, tutti noi. Tutti i battezzati siamo la Chiesa di Gesù. Da tutti coloro che seguono il Signore Gesù e che nel suo nome si fanno vicini agli ultimi e ai sofferenti, cercando di offrire un po' di sollievo, di conforto e di pace. Tutti che fanno quello che il Signore ci ha mandato, fanno quello, sono la Chiesa. Comprendiamo allora che anche la realtà visibile della Chiesa non è misurabile, non è conoscibile in tutta la sua pienezza. Come si fa a conoscere tutto il bene che viene fatto? Tante opere di amore, tante fedeltà nelle famiglie, tanto lavoro per educare i figli, a portare avanti, per trasmettere la fede, tanta sofferenza nei malati che offrono le sue sofferenze al Signore, ma questo non si può misurare, è tanto grande, è tanto grande. Come si fa a conoscere tutte le meraviglie che attraverso di noi Cristo riesce ad operare nel cuore e nella vita di ogni persona? Vedete, anche la realtà visibile della Chiesa va oltre il nostro controllo, va oltre le nostre forze ed è una realtà misteriosa perché viene di Dio. Per comprendere il rapporto nella Chiesa, il rapporto tra la sua realtà visibile e quella spirituale, non c'è altra via che guardare a Cristo, del quale la Chiesa costituisce il corpo e dal quale essa viene generata in un atto di infinito amore. Anche in Cristo, infatti, in forza del mistero dell'incarnazione,
Riconosciamo una natura umana e una natura divina, unite nella stessa persona in modo mirabile e indissolubile. Ciò vale in modo analogo anche per la Chiesa. E come in Cristo la natura umana asseconda pienamente quella divina e si pone al suo servizio in funzione del compimento della salvezza. Così avviene nella Chiesa per la sua realtà visibile nei confronti di quella spirituale. Anche la Chiesa quindi è un mistero nel quale ciò che non si vede è più importante di ciò che si vede e può essere riconosciuto solo con gli occhi della fede. Nel caso della Chiesa però dobbiamo chiederci come la realtà visibile può porsi a servizio di quella spirituale. Ancora una volta possiamo comprenderlo guardando a Cristo, ma Cristo è il modello della Chiesa, perché la Chiesa è il suo corpo, è il modello di tutti i cristiani, di tutti noi. Guardare Cristo non si sbaglia, quando si guarda Cristo non si sbaglia. Nel Vangelo di Luca si racconta come Gesù, tornato a Nazareth, abbiamo sentito questo, dove era cresciuto, entrò nella sinagoga e lesse, riferendolo a se stesso, il passo del profeta Isaia dove sta scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Ecco come Cristo si è servito della sua umanità, perché era uomo anche, per annunciare e realizzare il disegno divino di redenzione e di salvezza, perché era Dio. Così deve essere anche la Chiesa, attraverso la sua realtà visibile, di tutto che si vede, i sacramenti, la testimonianza di tutti noi cristiani. La Chiesa è chiamata ogni giorno a farsi vicina ad ogni uomo, a cominciare da chi è povero, da chi soffre, da chi è emarginato, in modo da continuare a far sentire su tutti lo sguardo compassionevole e misericordioso di Gesù. Cari fratelli e sorelle, spesso come Chiesa facciamo esperienza della nostra fragilità e dei nostri limiti. Tutti ne siamo, tutti ne abbiamo, tutti siamo peccatori, tutti. Nessuno di tutti noi può dire io non sono peccatore, ma se qualcuno di noi si la sente che non è peccatore, alzi la mano, vediamo quanti. Non si può, tutti ne siamo. E questa fragilità, questi limiti, questi nostri peccati, è giusto che procuri in noi un profondo dispiacere, soprattutto quando diamo cattivo esempio e ci accorgiamo di diventare motivo di scandalo. Ma quante volte abbiamo sentito nel quartiere, ma quella persona di là, ma sta sempre in chiesa, ma sparla di tutti, spella tutti. Ma che cattivo esempio, sparlare di l'altro.
questo non è cristiano, è un cattivo esempio, è un peccato, e così noi diamo un cattivo esempio. E dice, ma se questo è cristiano, ma io mi faccio ateo. Perché la nostra testimonianza è quella che fa capire cosa è essere cristiano. Chiediamo di non essere motivo di scandalo. Chiediamo allora il dono della fede, perché possiamo comprendere come, nonostante la nostra pochezza e la nostra povertà, il Signore ci ha reso davvero strumento di grazia e segno visibile del suo amore per tutta l'umanità. Possiamo diventare motivo di scandalo, sì, ma anche possiamo diventare motivo di testimonianza, essere testimone che con la nostra vita diciamo così Gesù vuol che noi facciamo. Grazie.